Buongiorno e benvenuti, oggi è giovedì 1 giugno 2023. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.15. La luna si leva alle 6.49 e cala alle 22.22. Oggi si celebra San Giustino, patrono dei filosofi. Il nome Giustino è il diminutivo di giusto, che deriva dall'aggettivo latino justus e significa probo, onesto. Il suo numero fortunato è il 2, il colore è il bianco, la pietra è il rubino e il metallo il rame. Oggi vogliamo darvi un prezioso consiglio per tenere al sicuro i vostri vestiti dalle tarme. Utilizzate foglie di alloro o sacchetti di lavanda. Però aspettate, perché siccome non siamo più negli anni 50 e oggi abbiamo soluzioni più efficaci alla moda per proteggere i nostri abiti, se volete davvero tenere lontani questi parassiti, niente più rimedi della nonna, ok? Perché l'unica soluzione è un buon repellente chimico. E se poi proprio non riuscite a dire addio all'odore della lavanda, bene, godetevi la sua fragranza in un bel diffusore invece di chiuderla nei sacchetti. Compie oggi 80 anni Orietta Galimberti, meglio nota come Orietta Berti, cantante emiliana con 60 anni di carriera, 12 partecipazioni al Festival di Sanremo e 16 milioni di dischi venduti. Tra i suoi infiniti successi ricordiamo Finché la barca va. È tornata alla ribalta come ospite fissa di numerosi programmi televisivi. Buon compleanno anche al bolognese Donato Battaglia, in arte Dodi, che festeggia 72 anni. 48 quelli passati con i Pooh, storica band italiana alla quale si è unito appena 17enne. Tra i tantissimi riconoscimenti può vantare anche il titolo di miglior chitarrista europeo nel 1981. Infine auguri all'attore statunitense Morgan Freeman, che oggi spegne 86 candeline. Nell'elenco dei suoi film c'è solo L'imbarazzo della scelta, citiamo A spasso con Daisy, Robin Hood, Le ali della libertà, $1 Million Baby, per cui ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista. Nel cuore della nobiltà siciliana del XIV secolo, un potente nobile lottò contro gli invasori aragonesi per difendere la sua terra. Era Andrea Chiaramonte, il coraggioso conte di Modica. Ma il destino fu crudele e la sconfitta lo attese dietro l'angolo. Tradito e condannato a morte il 1 giugno del 1392 a Palermo, perse la testa. Con lui la stirpe di Chiaramonte si estinse per sempre. Lo consideriamo un compagno per la vita, insomma, anche perché con lui passiamo circa un terzo del nostro tempo. Ma il cuscino con il quale dormiamo andrebbe cambiato ogni 4-5 anni. E ogni volta bisogna fare valutazioni differenti a seconda degli eventuali cambiamenti fisici e dei progressi tecnologici, tenendo sempre ben presente che si tratta di una decisione molto rilevante per la nostra salute. Siete pronti per scoprire cosa vi riservano gli astri? E allora seguite con attenzione l'oroscopo di Marco Amato. Buongiorno ai 12, potentissima e sensualissima, una luna in Scorpione che scatena Marte, Venere e Plutone. Vediamo come. Ariete. Allora, sicuramente in questo tripudio di luna marziana e un Marte e una Venere che impazzano può succedere di tutto. Oggi, cari Ariete, avrete la prova di essere in una nuova fase della vostra vita, una nuova fase che riguarda amore e passione. Toro, oggi siete molto fortunati, seppure la Luna entra in opposizione e le tensioni planetarie non sono affatto da sottovalutare, quindi in amore potrebbe esserci una tensione, sicuramente riuscirete a svicolare semplicemente mantenendo la calma. Siete sempre di poche parole e oggi più che mai questa caratteristica vi aiuterà. Gemelli. Oggi, nonostante il bailam che la Luna provoca assieme ad altri pianeti dello zodiaco, voi sembrate esenti e bellamente incuranti di tutto il caos intorno a voi. Atteggiamento semplificatorio che è tipico dei vostri gradi zodiacali. Sfruttate questo vantaggio per concentrarvi sul lavoro e ascoltare gli altri che avranno delle problematiche da raccontarvi. Cancro. Oggi la Luna quadra Venere nei vostri gradi, qua fa bisticci pure con Marte e con Plutone in opposizione. Oggi è una giornata veramente complicata, vi si raccomanda di non fare pasticci in amore, di non dire tutto quello che pensate e di non lasciare il cellulare alla mercé di tutti.
Leone, la giornata di oggi potrebbe riservare delle sorprese molto interessanti. C'è una tensione zodiacale molto forte, saranno importanti gli incontri, le parole dette, ma soprattutto quelle non dette. Cercate di stare bene attenti, di non aprire nessun tipo di conflitto, proprio perché oggi avete contro sia la Luna che Plutone. Qualche inganno potrebbe venire fuori. Vergine. Oggi, assieme ai gemelli, siete i più bravi dello zodiaco nello svicolare da tutta una serie di problematiche che lascerete volentieri agli altri. Fuga, viaggio, lontano, spensieratezza. Sicuramente la vostra anima romantica sta pensando a qualcuno, ma avete tanto da gestire oggi e tanto da vivere. Concentratevi sul presente. Bilancia. La Luna oggi va abbandonato per diventare una vera e propria guerriera in Scorpione, scatenando tensioni con una Venere che vi appartiene, che subirà oggi un certo stato di nervosismo, per cui nervi saldi, siete andati benissimo fino adesso, non siate logorroici e soprattutto non pretendete di chiarire ciò che chiaro non sarà mai. Scorpione. Luna oggi da voi che sembra fare veramente una grande battaglia, litiga con Marte, con Venere, con Plutone, insomma oggi è proprio un momento di crisi molto forte in cui potreste sfogare letteralmente tutta la vostra rabbia. Temperamento, il linguaggio, mi raccomando. Sagittario, anche voi sembrate esenti dalla condizione zodiacale di tensione imperante, ma Giove, il vostro guardiano, è alle prese con una luna veramente molto ma molto ostica. Seppure oggi non siete proprio ottimisti e vorreste letteralmente fare fuori le persone che vi impediscono di portare a termine i vostri compiti e i vostri lavori, mantenete la calma e la pazienza, non prendete troppi impegni, oggi non riuscirete a ottemperarli tutti. Capricorno. La giornata di oggi rende per voi unici e soli favorevoli la Luna, una Luna che vi dà comunque modo di sgattaiolare e di creare un momento rubato letteralmente all'amore e alla passione. Cosa state combinando? Acquario, per combinarne di tutti i colori siete i più bravi dello zodiaco. Oggi vi conviene non combinarne nessuna, mi raccomando, perché il vostro Plutone è un punto ricevente di Luna, Giove, Marte e Venere, tutti in aspetto negativo. Visto che siete sempre così pieni di idee, oggi fatene venire una in casa e magari datevi alla filatelica, all'ippica, tutto tranne che estendere le vostre idee. Oggi proprio no. Pesci, allora, giornata molto particolare anche per voi, dove una luna sovreccitata vi carica di passione e di tensione. Oggi potreste anche dare qualche cattiva risposta a qualche persona che proprio non sopportate. Vuotate il sacco, via. La data è il 1 giugno del 1967 e la musica sta per cambiare per sempre. Gli eroi della musica popolare, i Beatles, lanciano il loro monumentale album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. E non siamo solo noi a dirlo, la prestigiosa rivista Rolling Stone lo ha definito il miglior disco di sempre nella lista dei migliori 500. Si dice quando senti un improvviso ronzio alle orecchie? Bene, in inglese si usa l'espressione someone's ears are burning, letteralmente le orecchie di qualcuno stanno bruciando. Ma voi sapete qual è l'origine di questo modo di dire? Pare che risalga all'antichità, quando si credeva che un fastidioso fischio nell'orecchio destro indicasse che qualcuno stava parlando bene di te, mentre un ronzio nell'orecchio sinistro indicava il contrario, cioè era sinonimo di male lingue. Noi diciamo mi stanno fischiando le orecchie. Ecco cosa ci riserva la programmazione di oggi. In Italia col cucchiaio di legno si cucina, in Sicilia con cucchiere legno si cafodda. Sto al terzo mese di aranginanza e visto che l'ho concepita a Palermo è femmina. Arangina! A Catania che cosa si parla? Che lingua si parla? Il cataniano. Solo questa settimana, se mi prendi 2 artisti, al terzo ti faccio anche la fattura. E Insieme Show, questa sera alle 21:30 su Antenna Sicilia.
Scopriamo oggi Timothy Leary, il visionario psicologo che ha rivoluzionato gli anni 60. Fu espulso da Harvard per i suoi esperimenti con l'LSD, che considerava una chiave per aprire le porte della mente umana. Timothy fu un uomo eccentrico, arrestato per possesso di marijuana, evase di prigioni e addirittura progettò di congelare il suo corpo dopo la morte. Le sue ceneri vennero lanciate nello spazio, l'unico modo di sperimentare l'universo inesplorato che tanto amava. Ci salutiamo con la frase del giorno. Chi conosce tutte le risposte non si è fatto tutte le domande. Arrivederci a domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Naomi.